tempo di Covid. Abbiamo pensato a questi 4 appuntamenti per cercare di darci e darvi una mano a organizzare l'insegnamento della storia in questo momento in cui qualcuno è a scuola, qualcuno è a casa, costretto alla didattica a distanza anche in questo momento e siamo un po' tutti in difficoltà, sia nella scelta di che cosa proporre, sia nelle modalità. Partiamo oggi con il professor Brusa, su cui dico 2 parole fra un minuto, proseguiremo poi la settimana prossima con Lucia Boschetti, che è collegata anche lei, ci ascolta, e cercherà di spiegarci come possiamo adattare all'ambiente digitale la modalità laboratoriale di lavoro che come rete di istituti andiamo proponendo da sempre sostanzialmente. Sarà giovedì prossimo alle 4:30. Poi venerdì è l'unica volta in cui il giorno della settimana cambia, venerdì 11 dicembre avremo con noi Francesca Di Marco, che è la collega distaccata di Firenze, che ci spiegherà qualcosa sulla classe rovesciata, di cui è esperta formatrice, e per finire giovedì 17 dicembre la collega Elena Mastretta, che è la direttrice dell'Istituto di Novara, esperta di Wikipedia, ci spiegherà come potremmo utilizzare questo strumento anche in modalità didattica, non solo come lo usiamo abitualmente per consultazione. Apriamo però stasera con un ospite di eccellenza che è il professor Antonio Brusa, che molti di voi conoscono, anche perché abbiamo avuto la fortuna di averlo spesso in Veneto a fare corsi di formazione per i docenti. Non so da che parte partire per presentarlo perché è davvero ha un curriculum, ero lì che cercavo dei dati prima, ha un curriculum infinito. Si occupa di didattica della storia da tantissimi anni. La insegna anche attualmente all'Università di Bari perché l'hanno richiamato in causa sulla tematica. È partito come storico del Medioevo, ma in realtà si occupa appunto dei nostri problemi scolastici da tantissimi tempi, da tantissimo tempo, scusate. È autore di manuali, secondo me insuperati ancora al momento, e ha scritto saggi in un'infinità di testi diversi. Ha collaborato con noi della rete degli istituti a lungo e per nostra fortuna, come dire, in maniera eccellente. Ha fondato e diretto la rivista 900.org, che è la rivista di didattica della storia della rete degli istituti, che vi invito a consultare e su cui trovate molto materiale per la didattica laboratoriale che andiamo proponendo, ma è stato anche il fondatore della Summer School, della rete degli istituti, è anche adesso impegnato in ricerche, sta pubblicando con alcuni colleghi, non mi ricordo il titolo, La storia del mondo in 101 laboratori, ha insegnato a Pavia, insomma non so che altro dirvi. Abbiamo caricato il suo curriculum sulla piattaforma Sofia. Se avete la curiosità di vedere le mila cose che ha fatto, didattica museale, didattica ludica, questa però la devo dire, citare almeno la rivista Historia Ludens, su cui pubblica regolarmente contributi imperdibili. Gli abbiamo chiesto di aiutarci stasera a ragionare sul curriculum di storia in senso verticale. Il fatto di dover insegnare a distanza, ridurre quindi anche i tempi della lezione, non sapendo bene cosa privilegiare, ci costringe a fare delle scelte. In questo Antonio ha le idee molto chiare e quindi gli chiederei di provare a raccontarci come possiamo andare ad individuare quali sono i nuclei importanti da non trascurare nella didattica della storia, in maniera da liberarci un po' di tempo anche per fare delle cose mettendo in gioco le competenze dei ragazzi e non solo propinargli le lezioni frontali. Penso che posso tacere e lasciarti la parola con grandissimo piacere. Grazie di aver accettato di essere con noi stasera.
Devi attivare l'audio, Antonio. Grazie Nadia, come avrete ben capito siamo molto amici, lo si vede dalla sua presentazione. Io sono arrivato a lavorare sulla DAD come tutti voi, perché non ci lavoro direttamente con i miei ragazzi, però attraverso gli insegnanti già dall'inizio di quest'anno mi sono trovato a seguirli, a vedere che problemi. La cosa da cui parte il lavoro che vi presento stasera deriva dal fatto che da 3-4 anni lavoro con una rete di istituti che si chiama Laboratorio Storia XXI Secolo, a cui ha partecipato, ai cui lavori ha partecipato anche Nadia, che ha capofila la Toscana meridionale, Capalbio, Manciano, queste piccole e belle cittadine della Toscana meridionale, con una prospettiva, quella di creare un curricolo sostenibile. Per curricolo sostenibile intendo un curricolo in cui c'è scritto esattamente quello che puoi fare in classe. Tutti voi, quando scrivete una programmazione all'inizio dell'anno, ci mettete tutto quello che vi sembra necessario e poi alla fine dell'anno si fanno i conti e si vede che non si è mai riusciti a fare tutto il programma, quello che si pensa essere il programma, eccede sempre i tempi che noi abbiamo a disposizione. Proviamo a pensare, ho detto a questi colleghi, all'inizio, a togliere all'inizio le cose in modo tale da essere molto minimali, mettere solo quello che sicuramente potremo fare e che ci permette in una sequenza di unità di lavoro che ci permette poi di arrivare in terza media o in quinta superiore a trattare il tempo presente. Perciò tutto il progetto si chiama Laboratorio del Tempo Presente. Il tempo presente è fondamentale. Se noi non arriviamo a mostrare ai nostri ragazzi che tutto l'armamentario intellettuale che abbiamo costruito nel corso dei 2 quinquenni in cui si spiega la storia generale, poi serve a capire il presente, li disilludiamo, deludiamo le loro speranze. Noi gli abbiamo detto comincia a studiare la storia perché dalla preistoria, perché poi un giorno capirai il mondo contemporaneo, poi quando si arriva al mondo contemporaneo finisce l'anno scolastico e questo credo che non succeda solo per la storia ma anche per altre discipline. È tutta questione di programmazione e soprattutto di modo di guardare al contenuto generale che noi spieghiamo, la storia generale. Ci sono vari modi per guardarla e di questo vi vorrò parlare facendo alcuni esempi. Come ha detto Nadia, divido la lezione in 2 parti. Nella prima mi concentrerò sull'esempio di un modulo e gli esempi saranno di storia antica e storia medievale. Nella seconda parte prenderemo di petto la questione della storia contemporanea, come organizzare lo studio del Novecento, del XXI secolo, quindi XX e XXI secolo nel corso dell'ultimo anno, e poi una breve ricapitolazione di tutti i momenti fondamentali su cui si costruisce l'intero curricolo di storia. Faccio riferimento poi, ma i dati li troverete sia su Storia Ludens sia su altre cose, su 2 webinar che io ho fatto per la rete Laboratorio Storia XXI secolo, Lab Sto 21. Cliccate questo e vi esce il laboratorio su internet, oppure potete andare su Storia Ludens dove troverete questi laboratori. Sono 2 webinar in cui più analiticamente spiego i due cicli di studio, quello della scuola di base, quindi quarta, quinta elementare, prima, seconda e terza media, e quello della scuola superiore, dalla prima fino alla quinta superiore. Quindi questo può essere, se volete, potete considerarlo una specie di anticipo ma anche approfondimento di alcuni elementi che poi vengono in quella sede spiegati meglio. Ora vorrei condividere, però qua mi dice che sono disabilitato, mi devi abilitare a condividere. Ecco fatto. Ce la fai, Antonio? Sì, sì, sì.
Condiviso? Si vede? No. No, ancora no. Aspettate un attimo. Sì, tranquillo. Intanto ne approfitto per scusarmi con chi Sì. sta entrando adesso e ha ricevuto il link da poco, ma sto ricontrollando ancora. Ci sono colleghi che scrivono adesso di non averlo avuto. Mi fa rientrare. Come? Non mi fa entrare più. Antonio Spinelli, No. ci sei? Sì, sì, Antonio è co-ospite, quindi può condividere. Sì, ma non riesco più a entrare nella... Ok. No. Allora. Ecco qua. Share screen. Sì. Sei? Ci siamo, Sì, ci siamo. poi... Ok. Si vede Antonio, grazie. Solo per dire, scriviamo in chat le citazioni di Antonio Brusa, quindi i link ai siti, così tutti possono subito prendere nota. Ok. Va bene? Sì, si vede Antonio, grazie. E così ho dimostrato la mia assoluta incompetenza in questi strumenti. Allora, partiamo dall'inizio. Questo progetto, il progetto didattico, va costruito tenendo conto che le conoscenze che noi mettiamo all'interno del curriculum sono di 3 tipi fondamentali e sono 3 tipi che non vanno confusi fra di loro. Sono tipi legati anche alle operazioni che facciamo fare ai ragazzi e questo lo dobbiamo tenere presente perché il manuale si presenta, per così dire, piatto, narrativo, a solo parole e sembra che le parole siano tutte uguali. Invece le parole, i concetti che veicolano implicano un atteggiamento didattico, un approccio didattico diverso. Ci sono alcuni concetti, alcune parole, alcune idee che servono per costruire i grandi quadri, i grandi periodi. E questi periodi a cosa servono nell'ambito del progetto formativo? Beh, non servono certo a sapere la storia del passato indubbiamente, ma servono fondamentalmente a costruire una mappa generale del passato che ci permetta di orientare. Quindi l'obiettivo generale di orientarsi nel tempo e nello spazio viene ottenuto attraverso una parte del curriculum che noi chiameremo l'asse dei grandi quadri o dei concetti essenziali. Una volta che entriamo dentro questi grandi quadri, poi troviamo tutti i fatti che ci sono nei manuali e anche qui li troviamo sempre indifferenziati. Carlo Magno, Federico Barbarossa, l'impresa dei 1000, eccetera, sono dei capitoli di storia. Dobbiamo capire che questi capitoli hanno bisogno di una trattazione diversa. Probabilmente è molto meglio in questi aspetti particolari entrare con modalità o di narrazione o di laboratorio che sono alquanto diverse. Di questa parte però io non parlerò, sarà affrontata più da Lucia Boschetti, dalla Mastretta e da altri che seguiranno il mio intervento. E infine l'asse che ho chiamato dei fatti e delle esplorazioni. C'è tanta storia che noi non faremo mai e che è tutta quella nel manuale. Un manuale ha 400-500 pagine mediamente in una secondaria superiore. Quante di queste si fanno in classe? 100, 200 e tutte le altre si buttano? Ecco, tutto ciò che noi non facciamo può essere oggetto di una trattazione rapida, di scanning, di un lavoro per portare gli allievi ad accorgersi di quello che non si è fatto e del fatto che ci sono tante altre cose che non rientrano nel nostro curriculum, ma in qualche modo, con le quali in qualche modo possiamo anche operare. Cos'è un grande quadro? Ed è questo il tema su cui cercherò di intrattenervi in queste 2 ore di lavoro. Il grande quadro è una porzione di tempo-spazio. Ora, nella storia i tempi-spazio non si individuano con il compasso o con una carta, si individuano con i concetti. Durante questo periodo accadono queste cose, o meglio,
queste cose, questo processo definisce questo periodo. Nella fattispecie, il caso che vi presenterò è il caso del periodo tardo antico. Come si spiega, come si costruisce il tardo antico? Il tardo antico è il tempo in cui si formano i regni romano-germanici, cioè la grande unità dell'impero romano si riterritorializza e si divide in tanti territori autonomi, si regionalizza. Ecco, questo è ciò che accade nel lungo periodo dal IV-V secolo fino all'VIII secolo. C'è una narrazione chiara e comprensibile, non solo lo faccio vedere, ma lo devo dire, si passa da questo a quest'altro, si formano i regni sono così, eccetera. Deve essere una narrazione breve, mi deve prendere 1 ora, 2 ore di tempo massimo, quindi sarà compresa in 2, 3, 4 pagine massimo e viene visualizzata su una carta storico-geografica. Faremo l'esempio, però la cosa importante da tener conto è questa. La sintesi di un periodo non è mai la somma degli eventi e dei processi più importanti all'interno di questo periodo. Quindi non è un sommario, non è un bignamino di ciò che accade in quel periodo, ma è un concetto che definisce questo periodo. La storia è come se la dovessimo guardare dall'alto. Gli autori di riferimento sono 2, li ho scritti qui, Leften Stavrianos, che è uno storico canadese morto nel secolo scorso, e Ross Dunn, che è ancora vivente, che è uno storico americano. Entrambi si occupano di storia mondiale, però hanno una forte attenzione ai problemi della didattica e ci hanno scritto anche su questi temi. E loro dicono che noi facciamo un errore, noi pensiamo alla storia del mondo come una specie di racconto che parte da tanto tempo fa. Cerchiamo di allontanarci e di guardarla come una sorta di carta. Leften Stavrianos dice: guardiamo alla storia dell'umanità come se fossimo sulla Luna e guardassimo la Terra. Questa immagine celebre che noi vediamo è appunto la sintesi della storia e della geografia dell'umanità. Che cosa vediamo in questa immagine? In questa immagine vediamo del blu e diciamo questo blu è il mare, vediamo del bianco e diciamo questo bianco sono le nuvole e vediamo del marrone e del verde e questa è la terra. Mare, nuvole, mare, aria e terra è la definizione minima del pianeta nel quale noi abitiamo. Che cosa possiamo sapere da questo? Beh, possiamo sapere varie cose, dove fa freddo, dove fa caldo, dove in questo momento piove, dove c'è la siccità, dove ci sono le zone vicine al mare e quelle invece lontane, dove ci sono le foreste, eccetera. Noi possiamo sapere molto. Certo non possiamo sapere particolarmente le varie regioni, per farlo dobbiamo avvicinarci. Ecco qui l'Italia, ci siamo avvicinati alla Terra e vediamo l'Italia, non vediamo più le nuvole, le correnti, gli oceani, ma vediamo altre cose, vediamo gli insediamenti, vediamo il rapporto fra zone ad alto insediamento e zone a basso insediamento, vediamo, possiamo interrogarci sul consumo di energia, insomma possiamo fare tante operazioni, ma quello che dobbiamo tener conto è questo, che non è che montando insieme l'Italia, la Francia, la Germania, tutti a questo livello, noi abbiamo l'immagine precedente. No, questa immagine è un'altra cosa. Quindi noi abbiamo questa immagine e poi decidiamo di andare sull'Italia, zoomiamo sull'Italia, vediamo qualcosa dell'Italia. E se questa visione microscopica non ci basta, possiamo zoomare ancora e arrivare a vedere un'altra città che voi riconoscerete, ma che in tutta Italia, in tutto il mondo si riconosce, e interrogandoci e sapendo tante altre cose che non possiamo sapere guardando qui dove Venezia, appunto, se uno sa, mette il puntatore in quella zona, altrimenti navigherà un po' alla cieca. Ma anche in questo caso non è che sommando le mappe cittadine di tutte le città d'Italia noi otterremo l'Italia. Quindi si tratta di conoscenze a statuto epistemologico diverso
e quindi conoscenze che vanno insegnate anche in modi diversi e vanno insegnate specificatamente. Dobbiamo in qualche modo cambiare metafora per fare una buona sintesi. Noi la metafora che usiamo è quella del libro, che poi si realizza nel manuale. La storia del mondo è come un libro, è quindi diviso in capitoli, e per leggere, per capirla, noi sfogliamo i capitoli da una parte, dall'inizio verso la fine. La metafora è molto vicina, è quasi aderente allo strumento che ne adoperiamo, il manuale diviso in capitoli. Per conoscere la storia noi apriamo la prima pagina e poi andiamo avanti. Ecco, in questo sistema noi non otterremo mai un curriculum sostenibile. Non riusciremo mai a fare sintesi che non siano sintesi bignamesche, cioè sintesi ottenute attraverso progressivo restringimento dei contenuti che noi troviamo nel libro per eccellenza, che è quello che si studia all'università, che viene ridotto poi nella secondaria superiore, ridotto ancora nel primo ciclo e poi ristudiato continuamente tutte le volte che si fanno i concorsi per entrare in servizio. L'immagine che dovremmo, la metafora che dovremmo adoperare è quella più geografica dell'Atlante. La storia del mondo è come un Atlante, in cui all'inizio ci sono le carte a grandissima scala, quelle che mi mostrano tutto il mondo, mi mostrano i continenti, e poi man mano che vado avanti trovo carte a scala più ridotta che mi permettono poi di analizzare in micro degli aspetti particolari di quelle carte generali. Potremmo dire che le grandi carte di apertura di questo Atlante costituiscono l'hardcore del curriculum, ciò che è essenziale nel curriculum, mentre ciò che è più lasciato alla libera iniziativa del docente, alla sua inventiva, alla sua capacità di trovare delle cose più interessanti, è data nelle carte più piccole, quando noi andiamo a trovare degli elementi particolari. Bene, queste sono le generalità. Il modello di un modulo come potrebbe essere composto? Un modulo potrebbe essere composto così: un grande quadro relativo al periodo preso in esame, che nel gergo di Rostand chiameremo il panorama del periodo. O il tardo antico, qual è il panorama del periodo? Assegno un tempo delimitato all'insegnamento, apprendimento di questo panorama, e poi passo all'individuazione di uno o più focus che a seconda dei tempi io posso inserire nella mia programmazione. Quindi prendo alcuni pezzi di questo panorama e li trasformo in paesaggi, cioè li vado a vedere più analiticamente, potrà essere un sovrano, potrà essere un fatto, e certo il numero dipenderà dal tempo che ho a disposizione e dal tempo che dedico a ciascuno di questi. E alla fine poi attività di ricomposizione, proviamo a mettere insieme tutto quanto. Il modulo tardo antico che vi presento come esempio ha quindi una visione dall'alto, sintetica, la storia generale del periodo tardo antico, dal IV all'VIII secolo. Diciamo che assegniamo un quarto del tempo a disposizione, supponiamo che il modulo sia di 12 ore, un quarto saranno 3 ore per spiegare e verificare minimamente l'apprendimento di questa, assicurarmi che il ragazzo abbia capito. La metà, diciamo 6 ore, facciamo dei focus. Quanti focus? Dipende. Se ogni focus mi ci vogliono 3 ore, allora saranno 2 focus, due pezzi, saranno 2 imperatori, un problema, insomma sceglieremo poi qualcosa all'interno. E alla fine, le ultime 3 ore, possiamo dedicarle ad attività di ricomposizione. Risfogliamo il manuale, vediamo un po' quello che c'è. Quante altre cose avremmo potuto studiare non ci sono, e poi come molti di voi già sanno, perché ve li ho fatti vedere soprattutto a Verona quando sono venuto da voi, oppure potete trovare o su Historia Ludens o su 900.org dei giochi di carte che si stanno rivelando molto interessanti per appunto analizzare questi periodi, e Lucia Boschetti vi mostrerà anche come si possono fare online. Andiamo più avanti.
Se io sfoglio i manuali che relativi al tardo antico trovo questi fatti. La caduta dell'impero romano, ovviamente, i regni romano-germani barbarici, e quindi gli Ostrogoti, i Visigoti, i Vandali, il problema della Chiesa e il monachesimo, San Benedetto, Bisanzio, la guerra greco-gotica, Giustiniano, poi c'è la saga dei Longobardi. Arriva Alboino e si parla un po' di Longobardi, cosa combinano in Italia. A questo punto si apre il capitolo sugli arabi, che tende man mano che passi il tempo ad acquistare sempre più importanza per ragioni ovvie, e finalmente si chiude questo periodo con, da una parte si va in Gallia e si vede la questione dei Franchi, da Clodoveo, la dinastia merovingia, soprattutto nei manuali della secondaria superiore, e l'episodio poi centrale con cui si chiude questo periodo è certamente quello di la battaglia di Poitiers del 632. Ora, ragioniamo un attimo. Se io decido di puntare all'essenzializzazione dicendo la mia essenzializzazione deve tener conto di tutti questi fatti, bene, noi possiamo chiamarlo in tutte le maniere che la nostra capacità retorica ci soccorre, ma sarà sempre un bignami. Sarà sempre un bignami. Darò 4 pagine all'uno, 2 pagine all'altro, 1 pagina all'altro, e mi verrà questa cosa qui, che da una parte, come sappiamo, è indigesta dal punto di vista dei ragazzi. La guardano, la studiano magari non troppo malvolentieri, ma insomma non con grande entusiasmo. E dall'altra parte poi, se ci mettiamo di buzzo buono e cerchiamo di spiegare per bene e non ci va di andare troppo a volo d'uccello su questi che sono tutti problemi importanti, vedremo che nelle 12 ore assegnate noi non ci staremo mai a finire tutti questi temi, a meno che per noi spiegare la storia e leggere in classe determinate cose di corsa e poi dare delle interrogazioni. Ma adesso accettate questo punto di vista. Proviamo a immaginare questo periodo come se fosse una regione e allontaniamoci e guardiamo dall'alto questa regione. Siamo a una distanza tale per cui non vediamo più né papi, non vediamo più né monaci, non vediamo più gli arabi, ma vediamo dei processi. Quali sono i processi fondamentali? Beh, ce ne sono vari. Io qui ne cito alcuni. Uno è la regionalizzazione dell'impero. Poi c'è la cristianizzazione della società, la formazione di regioni multiculturali e multietniche. Potrei andare. Quanti ne devo prendere di questi processi? Ma io, se mi trovo in situazioni problematiche, classe difficile, non proprio competente, un orario molto ristretto, penso per esempio alla situazione drammatica in cui si trova chi spiega storia adesso nelle professionali, con poche ore al mese di insegnamento della storia, ne scelgo uno. In questa situazione prendo la regionalizzazione, la cristianizzazione, la formazione delle legioni, perché lo scopo di questa parte non è quella di dire tutto ciò che riguarda dal punto di vista dei processi questo periodo, non è questo. È invece mettere in grado gli allievi di capire che questo periodo è diverso dal periodo precedente e dire agli allievi qualcosa che definisce questo periodo e lo rende riconoscibile rispetto agli altri periodi. Da questo punto di vista, se usiamo questo come criterio, vediamo che anche uno soltanto di questi ci basta per questo scopo all'interno del nostro curriculum. Perché ciascuno di questi processi è in grado, uno, di mostrare una forte differenza col prima. Prima l'impero, l'Euromediterraneo era unificato, poi si divide in tante regioni. Bene, quello che accade nel tardo antico. Oppure segnalare un'identità sicura del periodo. Questo è un momento in cui si sta cristianizzando la società. Prima non lo era, dopo è già cristiana, quindi questo è il momento in cui si viene a cristianizzare la società. Oppure dei problemi relativi a questo periodo. Quando ci si regionalizza
Che cosa succede? Succede una cosa importante. Prima nell'impero romano, quando le regioni erano tutte insieme, l'Euro-Mediterraneo erano fatto di regioni che stavano una attaccata all'altra, queste regioni erano interdipendenti, avevano bisogno una dell'altra. La regione dell'Ifriqiya, l'attuale Tunisia, grosso modo, era il cosiddetto granaio dell'impero romano, perlomeno della parte occidentale dell'impero. Produceva grano che serviva e veniva esportato in tanta parte dell'impero. E ovviamente l'impero aveva bisogno di questo granaio, ma la Tunisia l'Ifriqiya aveva bisogno dell'impero, perché oltre al grano doveva metterci l'olio, il vino e altre cose che non aveva sul suo territorio, avendo i romani specializzato le produzioni delle diverse regioni. Ecco, questo era nell'impero romano, ma quando le regioni sono separate, che cosa succede? Qual è il problema? Il problema è che devono fare tutte da sole, si devono autonomizzare, devono riconvertire le loro economie in modo tale che queste regioni comincino a produrre tutto quello che serve per sopravvivere. Sarà poco, sarà molto. Noi dobbiamo tenere sempre presente lo scopo didattico che abbiamo. Cosa vogliamo fare? Permettere ai ragazzi di capire la differenza tra il prima e il dopo. L'abbiamo raggiunta, andiamo avanti e entriamo dentro questo periodo e ci divertiamo. Ma torniamo ancora alla nostra al nostro esempio. Prendo per esempio il caso della regionalizzazione. Come dicevo, il prima è dato dal fatto che l'Euro-Mediterraneo è unificato dall'impero romano, che l'impero romano suddivide le proprie province in regioni specializzate, cioè regioni che producono prevalentemente un determinato bene alimentare. Seguo in questa descrizione le teorie, qualcuno le avrà riconosciute, di Chris Wickham, che ha descritto molto bene questo, a mio modo di vedere, questo periodo. Quando nel 439 d.C. I Vandali e Genserico conquistano Cartagine e quindi si impadroniscono del granaio dell'impero, a questo punto nella parte occidentale questo sistema interrelato di regioni crolla. L'interrelazione crolla, l'interdipendenza crolla, ognuno deve fare per i fatti suoi. Quindi l'Italia comincia a dire: bene, io adesso devo produrre io il grano, e lo fa produrre la Sicilia, il vino alla Calabria, eccetera, eccetera, quindi si riconverte. E lo stesso deve fare però il Regno Vandalo, non possono mangiare solo grano, campare solo di grano, devono fare anche altro e quindi riconvertono anche la loro economia. Questo è il prima e il dopo. Una carta geografica mi aiuterà a capire la differenza. Questo è il sistema imperiale. Questo ovale è il Mar Mediterraneo. Ho schematizzato le varie regioni: l'Italia, la Gallia, l'Iberia, l'Africa, l'Egitto, la Siria, la Grecia, la Turchia e i Balcani, che sono legati da rotte commerciali scusate, che trasferiscono lungo tutto il Mediterraneo dei beni alimentari di prima necessità, quindi olio, vino e grano attraverso la grande autostrada del Mediterraneo viaggiano da una parte all'altra e permettono a tutte queste regioni non solo di sopravvivere, ma anche di far fronte alle carestie che quando succedono in Gallia, allora la Gallia può usufruire del grano africano o del grano dell'Egitto, mentre quando in Siria arriverà una carestia, i soccorsi possono venire da altre regioni. È un dato importante che permette all'economia dell'impero romano di prosperare, ovviamente relativamente al periodo, ma soprattutto di creare un'oasi di vita serena rispetto a quello che nelle popolazioni circostanti vivevano, popolazioni circostanti che erano sottoposte al giogo del mercato a chilometro zero.
se la terra vicina produce io mangio, se la terra vicina non produce io muoio di fame. I barbari che vivono tutti intorno vivono così e guardano dentro l'impero romano a una società in cui a queste crisi ricorrenti nel mondo antico l'impero sa far fronte con i sussidi. Bene, tutto questo finisce, come dicevamo, nel V secolo e entriamo in un altro mondo. Questo è il mondo medievale, è già il mondo medievale, è la regionalizzazione tardo-antica. Tutte quelle regioni che avevamo viste tutte insieme, eccole divise e separate. Abbiamo la provincia di Frichia, della quale abbiamo già parlato, il Marocco che si autonomizza, l'Andalusia che diventerà araba, musulmana, i Franchi e i Longobardi, quindi la regione franco-italiana, i Germani, gli Slavi, l'impero bizantino, l'Egitto e la Siria. Cosa commerciano questi? Qui vediamo che continuano le rotte commerciali, ma queste rotte non trasferiscono più da un capo all'altro del Mediterraneo beni alimentari e beni di prima necessità. Questo trasferimento costa troppo e l'impero non può più sovvenzionare l'acquisto di beni di prima necessità. Trasferiscono beni di lusso. Quindi vino sì, ma vino pregiato, seta, oro, schiavi, insomma tutto ciò che costa, pellicce, tutto ciò che costa molto e che quindi giustifica anche l'impresa di mettersi per mare e trasferire beni da una regione all'altra. Ma da questo momento in poi le diverse regioni sono alquanto indipendenti. E addirittura quando l'Islam conquista tutta la parte meridionale del Mediterraneo, il suo impero avrà vita brevissima, appena 100 anni dura l'impero musulmano, l'impero islamico, perché subito dopo, al 750, già vediamo che le varie regioni si sono di nuovo autonomizzate e Andalusia, Marocco, Ifriqia, Egitto e Siria diventano i grandi comparti, le grandi entità politiche, politico-economiche che premono sul Mediterraneo e le guerre fra di loro sono altrettanto importanti e forse molto più importanti e sanguinose di quelle che nel frattempo loro intrecciano, scatenano con la parte settentrionale cristiana. Ecco, questo è il mondo tardo antico. Mi chiedo quanto ci vuole per spiegarlo. Ci metteremo, io ne ho fatto una spiegazione molto sintetica, immagino con dei ragazzi spiegheremo più accuratamente, ma più di un'ora, 2 ore non ci vuole per capire il quadro geografico del tardo antico, storico-geografico del tardo antico. A questo punto entro in uno di queste regioni e vado a cercare un approfondimento. Qualche focus, un personaggio, Giustiniano, Teodorico, Maometto, un regno, i Vandali, gli Ostrogoti, i Longobardi, i Franchi, un fatto religioso, la Chiesa, il monachesimo, un problema, l'espansione araba. Ecco, quello che dovremmo capire è che 20 righe di Giustiniano più 20 righe di Teodorico più 20 righe di Childerico non fanno formazione storica. Le abbiamo già sul manuale, le abbiamo già su internet, quelle dobbiamo imparare a consultarle. Ciò che ci interesserebbe è prendere un Giustiniano e vederlo in 2 o 3 ore approfonditamente, capire come funzionava un sovrano, quali erano i problemi. E qui abbiamo anche dei romanzi, dei libri che possiamo prendere e leggere. Oppure possiamo prendere un regno, fare tutti i piccoli regni, gli Ostrogoti, i Visigoti, i Vandali, ciascuno di loro col paragrafetto, non è che serva a molto, ma se vogliamo far per bene gli Ostrogoti, i Longobardi, cosa dobbiamo vedere in questi regni? Fondamentalmente come convivevano culture e etnie diverse. È quello che è il bello di questo periodo, che ci offre ben 12 regni, tutti quanti regni interetnici e interculturali, un tema quanto mai attuale che noi vediamo quasi in vitro, quasi in un laboratorio in vitro nel passato. Oppure
prendere il tema del monachesimo e vediamo, o la Chiesa, come si trasforma la Chiesa in questo momento, eccetera, o l'espansione araba. Quanti ne dobbiamo fare? Dipenderà dai tempi e dipenderà dagli spazi che noi diamo. Se io do 3-4 ore ai miei approfondimenti, può darsi che ce ne siano, supponendo che il modulo sia di 12 ore, ne posso mettere 2-3, se il modulo è di 16 o di 20 ore, ne posso mettere anche di più. La ricomposizione finale la possiamo fare in 3 modi. Una lezione ricapitolativa, quindi non so fare altro, allora alla fine, dopo aver studiato quello, quell'altro, io dico in sintesi, se volete anche in modo bignamesco, quello che so fare, rimetto insieme tutto quanto. Oppure se ho un po' più di voglia di didattiche interattive, mi voglio cimentare in questo e con i ragazzi è la cosa migliore, allora ricomposizione degli eventi su una carta storico-geografica, facciamo un gioco, mettiamo tanti elementi, una carta vuota, provate a trasferire questi elementi sulla carta individuando le leggende, individuando i simboli giusti, oppure un cronogramma. È inutile fare un cronogramma man mano che si studia, ma alla fine cerchiamo di prendere dal manuale degli eventi importanti, facciamo un cronogramma, vediamo quelli che abbiamo studiato, quelli no, esercizio, costruite una didascalia per tutte le date che noi abbiamo studiato. Come fai la didascalia? Vai sul manuale oppure vai su internet e trova 2 frasi che vanno a far capire agli altri cosa vuol dire quella data, 632 o 439. Oppure esercizi di scanning, esercitiamoci sull'indice. Cosa c'era in questo manuale? C'era questo, quest'altro, quest'altro. Sfogliamo il manuale e segniamo tutte le parti studiate e no. Oppure l'ultima parte, ma qui rimando a Lucia Boschetti per il suo giochino, oppure al fatto che voi andate su 900.org e prendete il gioco che abbiamo messo per 900, si può giocare con le carte. Il gioco viene bene anche su internet, ci sono delle date, si mettono le date, si gioca soltanto con le date. Giocando si impara e si imparano anche le date che non si sono studiate e si comincia non soltanto a giocare, si comincia a capire che lavorando soltanto sulle date si riescono a fare molte operazioni. Però noi possiamo fare ancora di più. Io vi ho detto, abbiamo il tardo antico, quindi è il primo modulo di un ipotetico programma di storia medievale. Poi c'è tutto il Medioevo da spiegare. Come facciamo? Allora noi possiamo allontanarci ancora di più e non guardare soltanto il periodo che va dal IV secolo all'VIII secolo, ma guardare tutto il periodo. Guardare il periodo che va dal 476 al 1492, l'intero periodo, e tutto ciò che noi abbiamo dentro il manuale. Provate a immaginare tutto ciò che sta dentro il manuale, che esce dal manuale, si trasforma in immagini e ce l'avete di fronte a voi. Come spiegare questa molteplicità? E che cos'è questa molteplicità? È una successione di papi o di imperatori? Oppure è una successione dei grandi imperi, l'impero carolingio, l'impero degli Ottoni, l'impero dei Franconi, l'impero salico, l'impero degli Svevi e poi la lotta delle investiture, i comuni, è una successione di principati e signorie, quindi di istituzioni. Ecco, possiamo vederla in tanti modi. Oppure noi possiamo adottare il sistema che vi sto suggerendo. Che cosa accade? Quali processi? Qual è un processo, per così dire, il processo dei processi, quello all'interno dei quali stanno tutti quanti gli altri che noi vediamo. Quindi vi faccio al lavoro che abbiamo fatto a Torino, in occasione di questo convegno, quando con tutto il Dipartimento di Storia di Palazzo Sant'Ottavio dell'Università, della Facoltà di Lettere di Torino, ci siamo posti un problema. Proviamo a vedere come si insegna bene il Medioevo. Qui i colleghi sono stati molto disponibili, a cominciare da Giuseppe Sergi, e abbiamo costruito un programma basato su questa idea. Il Medioevo
dei concetti essenziali. Quali sono i concetti essenziali in questo millennio? Guardate il focus, la sfera al centro. E questo è l'elemento, il turning point, il momento del Medioevo che genera un prima e un poi, XII-XIII secolo. È il momento della legittimazione dei poteri, ora ve lo spiego. Però intanto tenete ferma questa idea. Fra XII e XIII, cioè dal 1100 al 1200, avviene questo processo che si chiama legittimazione dei poteri. Prima che cosa c'era? Quindi da quando cade l'impero romano, in tutto quel processo di regionalizzazione che abbiamo visto, Carlo Magno e il periodo successivo, è il momento in cui nell'Europa medievale si stabiliscono delle signorie territoriali, in genere spontanee. Quindi è come se l'Europa si tassellasse di tante signorie. Attenzione, sto usando il termine signorie. Quindi tanti signori occupano il territorio. Alcuni sono grandi, grandissimi, e penseranno di essere imperatori come Carlo Magno, altri sono più piccoli e governeranno una città, governeranno una piccola regione, governeranno addirittura dei villaggi. Ma nel corso di questo periodo si creano queste signorie. Chi ha eletto questi signori? In generale, spesso sono signori che si sono autoeletti, si sono trovati, hanno fatto a botte e sono diventati signori. Ed è questo che vuol dire legittimazione dei poteri. La legittimazione dei poteri è il momento in cui questi signori decidono, dicono, vogliono diventare legittimi. Non sono più un signore abusivo, per così dire, voglio essere legittimato. E quindi in questo periodo, lotta delle investiture, costituzione dei regni, eccetera, si costituiscono i vari territori con sovrani piccoli e grandi legittimi. Entro questo momento anche l'imperatore tenta di legittimarsi ed è quello che fa Federico I Barbarossa, che è il fondatore reale del Sacro Romano Impero, cosa che Carlo Magno si guardò bene, non ebbe nemmeno l'idea di fondare. Dopo il XIII secolo cosa accade? Due processi. Guardate la freccia sotto, si costituiscono i regni, il papato e l'impero centralizzati e le città. Sorpresa, il papato e l'impero, certo. Il papato e l'impero prima non erano delle strutture centralizzate di poteri efficaci e effettivi, così come sono a partire, come sappiamo, da Gregorio VII e poi fino a Innocenzo III e Bonifacio VIII, quando l'impero, il papato è veramente una piramide governata da un papa e poi a cascata gli altri poteri che innervano sotto il papa l'intera Europa. Ma lo stesso l'impero cerca di farlo, poi non ci riesce, ma è quello che cerca di fare l'impero con la dinastia sveva. E finalmente le città che fanno trasformano il territorio in modo organizzato costruendo la città e il contado. Il contado è la parte di campagna sottomessa alla città. Nasce una figura che prima non esisteva nemmeno la parola, il contadino. E in questo momento, appunto, quando crei il contado, che viene questo lavoratore agricolo che è sottomesso a questi regimi. E tutto questo si riorganizza a partire dal 1200, 1300 e 1400 in forme piramidali e feudali. La famosa piramide feudale noi la troviamo qui, in questo momento, non al momento di Carlo Magno, non al momento prima del periodo, nel cuore di quello che noi consideriamo il Medioevo. Bene, questo è il contenuto essenziale. Se questo è il contenuto essenziale, i moduli possono essere questi, poi ve li rivedete su webinar. Io suddividerei il programma in 4 moduli: il tardo antico, quinto, setto, quarto, ottavo, con questi processi fondamentali; il secondo modulo, la formazione del Medioevo, dove abbiamo
la coesistenza del modello funzionale del modello beneficiario, viene recuperata l'idea imperiale, si formano quelle signorie territoriali spontanee delle quali vi ho parlato e comincia il processo di centralizzazione del potere papale, che è il primo a pensare a una cosa di questo genere. Il periodo centrale è l'apogeo del Medioevo, quando si ricompongono i territori, si costruiscono i regni, quello che ho appena descritto, e si rilancia l'idea imperiale. E infine la fine del Medioevo, la grande crisi che succede al grande exploit del Medioevo del XIII secolo, la crisi del XIV secolo, arretramento demografico, i territori si gerarchizzano, Genova e Venezia diventano i capisaldi del commercio internazionale, abbiamo il Rinascimento e questo processo generale di feudalizzazione dell'Europa. Ecco, questi sono i 4 moduli in cui dividerei il Medioevo come concetto generale. Quindi una volta che si è capito questo, poi entrare dentro le astrazioni e fare un feudo, una città, un sovrano, per rendersi conto di come funzionava. Quello, lo ripeto, che dovremmo capire è che la somma di 10 o 5 imperatori, la somma di 10 o 3 papi, la somma di 4 o 5 città non fanno il Medioevo, non danno ai ragazzi l'idea del Medioevo. Il Medioevo è un concetto, va spiegato a parte. Una volta che si è capito questo concetto, si va dentro il concetto, si fanno degli esperimenti di saggio storico che possono essere narrativo o laboratoriali, si cerca di rimettere insieme tutto quanto con delle lezioni di riepilogo e si passa all'argomento successivo. Andiamo sul mondo contemporaneo. Il mondo contemporaneo inizia nel Novecento e la cosa fondamentale è che c'è una parte di storia che la maggior parte degli insegnanti non insegna. Il Novecento è per molti la Prima Guerra Mondiale, il periodo fra le 2 guerre, il nazismo, il fascismo, la resistenza, la Seconda Guerra Mondiale, la Costituzione che diventa sempre più importante anche a causa dell'introduzione di educazione civica e poi tutto il resto, il tempo che rimane. Tutto il resto sono 70 anni, 80 anni. Sono 80 anni decisivi perché sono gli 80 anni in cui hanno vissuto i nonni, i genitori dei nostri ragazzi e finalmente i nostri ragazzi. Sono gli anni decisivi per definire i contorni del mondo nel quale viviamo. E quindi è importante entrare in questo mondo. Anche qui rifaccio il ragionamento. Supponiamo di un professore che decida finalmente di fare gli ultimi 70 anni e di passare e dice, va bene, faccio la storia dal 45 in poi. E qui vi ho mostrato, l'ho preso da un manuale, credo della Zanichelli, uno schema che riguarda la storia dal 1945 al 1965, un modulo potremmo dire di 20 anni. Italia, Europa, mondo, ciò che accade di importante. In realtà si tratta di un esercizio online, poi bisogna prendere gli elementi, scusate, prendere gli elementi e trasferirli nelle varie caselle, per esempio proclamazione dello Stato di Israele, dove lo mettiamo? Lo mettiamo nel mondo, nel 45, il maccartismo lo mettiamo nel mondo, eccetera, eccetera. Ma ho scelto questo esercizio perché ci dà la visione delle cose importanti di cui bisognerebbe parlare se noi dovessimo spiegare la storia dal 45 al 65, la rivolta di Berlino Est, la rivolta ungherese, la guerra dell'Indocina, l'indipendenza delle colonie inglesi e poi la repressione della primavera di Praga, la conferenza di Bandung, l'assassinio di Kennedy, il patto di Varsavia, Brezhnev, il Concilio Vaticano II, sono andato un po' a caso, muore Stalin, insomma una quantità enorme di cose, al punto tale che nemmeno l'idea di dire 3 parole per ognuno si giustificherebbe dal punto di vista didattico. E d'altra parte in questa complessità come
certezza, con quale sicurezza noi potremmo dire vabbè, non possiamo fare tutto, decido di fare solo l'elezione di Papa Giovanni XXIII, decido di fare solo l'Europa. È una situazione talmente complessa che bisogna cambiare ragionamento, cambiare modo di ragionare. Penso che questo è un altro argomento che vi offro per pregarvi di abbandonare il sistema di scegliere le cose da dire guardando l'elenco dei fatti che compongono una storia, in questo caso dal 45 ad oggi. Il periodo che noi vediamo relativo all'Italia dal 45, 43, 44 ad oggi, noi lo possiamo, se cambiamo modalità di guardare la storia e quindi la guardiamo dall'alto, dividerla in tre grandi periodi. L'Italia agraria dal 43-45 al 57. Certo, c'è tanto altro, però fondamentalmente in quel momento l'Italia è un paese prevalentemente abitato da contadini che rapidamente abbandonano le campagne e vanno nelle città. Molti vanno nel pubblico impiego e tanti altri vanno invece nelle grandi industrie. È il periodo del boom economico ed è il periodo della grande trasformazione. L'Italia cambia totalmente volto, ma lo cambia in un modo particolare, perché dal 57 all'80 noi abbiamo, un po' come si era detto nel Medioevo, una sorta di parabola, perché abbiamo un momento di grande industrializzazione, appunto l'Italia del boom, si copre di industrie, la maggior parte della popolazione va a riempire il secondo settore, il secondario, quello della produzione industriale, e però già a partire dalla metà degli anni 70 hai un turning point, le industrie cominciano a diminuire, diminuiscono di dimensioni, si frammentano, diventano tante piccole industrie, ma tanti abbandonano il lavoro dell'industria e si danno ad altri tipi di lavoro. E quindi hai la grande trasformazione italiana e l'Italia che si rapidamente industrializza e rispetto ai modelli di industrializzazione novecentesca si deindustrializza. E le nostre città, quando si entra ormai nelle nostre città, noi abbiamo i grandi cimiteri di industrie, gli scheletri delle vecchie industrie che stanno lì pronte, e il grande problema è quello della riqualificazione di questi grandi, enormi complessi industriali dei quali poi non sappiamo più che farcene. Siamo arrivati agli anni '80 e inizia il periodo che è più vicino a noi, il governo Berlusconi, Mani Pulite, governo Craxi prima, poi Berlusconi, Mani Pulite, e finalmente fino al 2008 cosa succede? Succede l'integrazione, un processo che potremmo chiamare dell'integrazione dell'economia italiana non solo in Europa ma nel mondo intero. L'Italia si globalizza. Quindi guardando da lontano vediamo questi tre grandi periodi. Possono essere tre moduli e per ciascun modulo io potrei immaginare una tecnica di costruzione simile a quella che vi ho detto, dell'Italia agraria. Quali sono le cose essenziali che bisogna sapere per capire in che modo quest'Italia è diversa da quella fascista, ma è diversa da quella successiva, e poi andare a prendere uno o due fatti, problemi di questo periodo, la costruzione delle grandi industrie, oppure il patto di Roma, eccetera, eccetera, qualcosa di questo, o anche la guerra indocinese, eccetera, eccetera. La grande trasformazione lo stesso, anche in questo ci mettiamo il terrorismo, ci mettiamo qualche altra cosa come focus per guardarci dentro, e finalmente l'Italia mondiale. Questo schema è uno schema particolare, ha due problemi. Il primo è che non arriva fino a noi. Questo modello è fino al 2008, cioè quando 2008, la grande crisi del 2008 è la crisi che potremmo dire segna la fine del primo periodo della globalizzazione, quello della globalizzazione incontrollata, della globalizzazione liberista, non governata.
il 2008 segna la fine. La crisi fa sì che si inneschino processi diversi che sono quelli che definiscono il mondo contemporaneo. Quindi, attenzione, noi abbiamo in realtà 4 periodi. L'Italia agraria, la grande trasformazione, l'Italia nel mondo e il mondo dei ragazzi. Chi sta nella prima media, nella scuola media, il mondo dei suoi ragazzi è tutto il mondo dopo il 2008. Non è mondo fino al 2008, non è più per lui storia contemporanea. Quindi già sono 4 moduli che io devo inserire nell'ultimo anno. Ma c'è un altro grande problema, è che l'Italia contemporanea, escluso l'ultimo periodo quando l'Italia si sincronizza col mondo, è una storia che va in asincrono rispetto al mondo. La periodizzazione del Novecento moderno, globale, è più o meno questa. Abbiamo un primo periodo che potremmo chiamare il Novecento delle guerre, 1914-1945. Perché delle guerre? Perché hai le 2 grandi guerre effettive e poi la lunga guerra dei 30 anni fra l'uno e l'altro periodo. Il secondo grande periodo, l'età del capitalismo regolato, quindi dal 43-45 fino all'80, quando Bretton Woods, quando il welfare, quando e altri sistemi, il WTO e altre strutture dicono adesso finisce la guerra, noi rilanciamo su basi diverse ma governate la vita interna e le relazioni internazionali. Ed è un momento che gli storici chiamano in vario modo, soprattutto i francesi hanno cominciato a chiamarlo in modi strani, i 30 gloriosi lo chiamano, ma normalmente si dà un'idea di crescita in questo periodo. È un momento in cui tutto cresce, l'economia, ma cresce la cultura, cresce il livello di vita, non soltanto nel mondo occidentale, ma anche nel resto del mondo. Basti pensare che questo è il periodo della decolonizzazione, in cui un bene immateriale fondamentale, la libertà e l'indipendenza, viene conquistato da quasi tutte le popolazioni del globo. E finalmente con i 2 grandi che segnano il turning point, che sono Reagan e la Thatcher, entri nel periodo successivo, quello della globalizzazione liberista, la globalizzazione non regolata. Togliamo i lacci e i lacciuoli, lasciamo le interazioni al loro libero andare e abbiamo lo sviluppo enorme e con gravissimi problemi di asimmetria che notiamo nel terzo periodo. Se noi sovrapponiamo le 2 cronologie, noi vediamo che quella cronologia italiana, che la grande trasformazione praticamente è tagliata a metà dal periodo del capitalismo regolato e dall'età della globalizzazione liberista. Ecco, questo è un esercizio, si è parlato di abilità, di competenze, si è parlato di capacità di studio, questo è un vero esercizio di allenamento temporale. Vedere in sincrono 2 tempi profondamente diversi, l'Italia divisa in 3 e il mondo che in questo momento è diviso in 2. Età del capitalismo regolato che vede al proprio interno per un certo periodo un'Italia totalmente diversa, un capitalismo regolato fondamentalmente industriale, l'Italia invece è agraria, è un altro paese. E però verso la fine comincia a sincronizzarsi col resto del mondo, si trasforma e nel mentre raggiunge la grande industrializzazione e in quel momento il mondo cambia, ai grandi cambiamenti dal 73 in poi che portano alla generale deindustrializzazione e quindi anche alla deindustrializzazione italiana. Questo dal punto di vista concettuale, come in estrema sintesi, immaginare il XX e il XXI secolo, e che potrebbe dare adito a questo programma, in cui nel primo modulo abbiamo il Novecento delle guerre, nel secondo i 30 gloriosi, nel terzo l'età della globalizzazione, nel quarto il mondo attuale. E che io ve lo propongo, poi ci discutete, perché
secondo me il banco di prova della nostra accettazione che la storia sia veramente un laboratorio del tempo presente per i nostri ragazzi. Perché il banco di prova? Perché penso che lo avete notato, praticamente tutta la storia che normalmente o fino a poco tempo fa si considerava la storia del Novecento, noi adesso la comprimiamo nel primo modulo. E consideriamo il secondo modulo, i 30 gloriosi, non come un qualcosa di passaggio in cui fare soltanto la Costituzione, ma come un modulo a sé stante in cui si vanno a vedere delle cose, in cui diventano degli oggetti da insegnare: la guerra di Corea, la liberazione, il processo di liberazione del Congo, diventano processi da insegnare ovviamente il boom economico italiano. Il terzo modulo, quello del terrorismo, l'età della globalizzazione, poi è un modulo che si fa soltanto annusare in classe, ma diventa un modulo fondamentale. Io ho pubblicato su Historia Ludens, ma ne abbiamo anche parlato su Novecento.org, di alcune cose. Ho scritto un articolo che si chiama "Anche Berlusconi è un oggetto di storia". Non è solo un uomo politico attuale, ma fa parte della storia. I primi governi Berlusconi vanno studiati perché sono un momento importante di trasformazione della società italiana. Noi non capiamo nulla dell'oggi se non capiamo che cosa è successo negli anni 90 in Italia, come si è riorientata la popolazione italiana, come sono cambiati i costumi, i consumi, come è cambiato il modo di vedere, come è cambiato la produzione italiana. È in questo momento che l'Italia diventa il paese del brand, che è quello che ha salvato l'Italia nella globalizzazione. È in questo momento che diventa la moda, questi beni prima considerati solo voluttuari diventano struttura portante di una economia come quella italiana. E finalmente il mondo attuale. Il mondo attuale va analizzato dando al mondo attuale i tempi giusti per analizzarlo, perché non può che essere analizzato in forme sperimentali. Cioè il ragazzino a questo punto si guarda attorno, guarda la televisione, il ragazzo si guarda le elezioni, guarda ciò che è accaduto in America e comincia a dire: benissimo, le mie capacità di studio che cosa mi permettono di dire di questo periodo, come riesco a leggere i giornali, come riesco a capire la polarizzazione politica negli Stati Uniti e qual è il rapporto fra quella polarizzazione oggi, qual è l'impatto del Covid sull'economia, eccetera. Tutte domande che fanno parte e che potrebbero essere struttura portante di una visione laboratoriale del presente, laddove le capacità e le competenze fossero state preparate in modo precedente. E qui nei programmi che io ho seguito, il lavoro dei docenti che ho seguito, ci abbiamo ragionato su, e questo l'ho detto anche l'anno scorso quando sono venuto a Verona. Qui si può giocare poco con ingegnerie didattiche, qui bisogna prendere atto di un qualche cosa che bisogna fare, che è molto sanguinoso: prendere la prima guerra mondiale e portarla nel penultimo anno, e quindi iniziare l'ultimo anno di studi almeno con Versailles, e quindi con le grandi ideologie e la costruzione, il fascismo, il nazismo e poi la seconda guerra mondiale. Ecco, questo permetterebbe di costruire un programma di Novecento che arrivasse ai nostri giorni. Questo è il programma completo. Per chi mi chiedeva le diapositive, le diapositive con i programmi, voi le trovate nei webinar che io ho già pubblicato, quindi ve le potete scaricare di lì, ma altrimenti io stasera stessa invio questi 2 PowerPoint a Nadia, e chi vuole potrà avere da Liveser queste 2 diapositive. Quindi qui ho segnato questo ipotetico programma per la terza media o per la quinta superiore con gli elementi fondamentali
per quanto riguarda l'analisi del presente, i fenomeni emergenti, i media, la politica esterna, la cultura, cambiamenti di costume, l'economia, e poi ci mettete l'immigrazione, poi ci mettete anche il Covid, perché il Covid sta dicendo un qualcosa di importante, tutti gli studiosi di storia ambientale ce lo stanno ricordando, è un fatto che, capito nell'ottica dell'antropocene, ci spiega parecchio. Se noi non lo scolleghiamo da quell'ottica dell'antropocene, diventa la solita emergenza, una delle tante che stiamo rincorrendo una dopo l'altra man mano che scorre il nostro calendario. La narrazione di base di tutto il curricolo, come vedete, è basata fondamentalmente sull'idea di globalizzazione. Ecco, ci può piacere, non ci può piacere, noi siamo contrari alla globalizzazione, siamo favorevoli. Come storici, francamente, la questione non ci tocca. Noi siamo studiosi del mondo e il processo che attualmente è fondamentale è il processo di globalizzazione. Il Covid è un fatto, ci sta sbattendo in faccia la globalizzazione. Ci sta sbattendo in faccia il fatto che se noi non curiamo certi mali in certe parti del mondo, il giorno dopo arriveranno a casa nostra. Ci sta sbattendo in faccia il fatto che noi non possiamo pretendere di curare un male soltanto in un posto, lasciando tutto il resto del mondo a marcire nelle proprie malattie. O curiamo tutto o non si cura nessuno. Questo ci dice la globalizzazione e questo vale per l'economia, vale per tutto il resto. Ovviamente con tutti i problemi che tutto questo comporta. Se noi guardiamo l'intera storia che noi raccontiamo, e la globalizzazione mi piace perché è un concetto sempre storico-geografico, noi abbiamo la preistoria della globalizzazione, quindi la diffusione dell'uomo sul pianeta Terra, la globalizzazione antica, quindi la costruzione di grandi centri di civiltà, di cui il Mediterraneo è uno, la globalizzazione medievale è quello che accade fondamentalmente nel Medioevo, cioè l'integrazione dell'Europa nel mondo, e poi con la scoperta dell'America, la protoglobalizzazione, cioè il fatto che l'Europa si estende le sue reti commerciali in tutto il mondo, la globalizzazione moderna, queste reti commerciali si trasformano in potere politico e quindi la colonizzazione da parte dell'Europa a partire naturalmente dal Settecento e finisce nel 1800 e nel 1980, dal 1980 in poi il processo che noi stiamo vivendo, che è quello della globalizzazione attuale. Questo è lo schema che ci sintetizza la globalizzazione antica. Il mondo antico è tale perché mentre noi parliamo di mondo classico, qui si forma il mondo iraniano, il mondo indiano e il mondo cinese. I 4 grandi centri di civilizzazione nell'Eurasia-Africa si costruiscono tutti nel mondo antico e contemporaneamente in America si formano i 2 grandi centri di civilizzazione, quella mesoamericana e quella sudamericana. Questo è il quadro generale della globalizzazione antica, entro cui noi mettiamo il programma di quarta elementare, di quinta elementare o il programma di prima e seconda superiore. In seconda, terza superiore inizia la globalizzazione medievale. La globalizzazione medievale è quando i 4 grandi centri di civilizzazione cominciano a interrelarsi in modo stabile e non saltuario attraverso le 2 grandi vie di comunicazione che sono da una parte l'Oceano Indiano e dall'altra parte la via della seta, quella che attualmente il nuovo impero cinese sta cercando di ricostruire. E non va dimenticato il ruolo che in questa storia gioca l'Islam, che è un potente connettivo fra est e ovest, andando, qui vedete l'ho segnato in verde, andando dall'Oceano Atlantico fino all'Oceano Pacifico. La protoglobalizzazione, ecco l'Europa che si impadronisce dei grandi centri di civilizzazione americana e rompe l'equilibrio che fino allora era esistito fra i grandi centri, e da quel momento il centro europeo, euro-mediterraneo, diventa
più potente, più importante, comincia a dominare gli altri fino a unificare il mondo. Questa è la globalizzazione moderna, che ha due centri. Il centro fino alla Prima Guerra Mondiale è Londra, e il centro è in Europa. Dopo la Prima Guerra Mondiale il centro si sposta negli Stati Uniti ed è New York. Questo fino al 1800 il mondo è così. È il mondo moderno, novecentesco, quello nel quale siamo cresciuti, tutto sommato semplice e razionale rispetto al mondo nel quale viviamo, che ha grosso modo questa immagine. È un mondo policentrico in cui qualche centro pensa di essere più importante degli altri, America first, l'America in primo luogo, ma i cinesi dicono no, ci stiamo noi, e i russi non ci stanno, non ci riescono dal punto di vista economico, ma allora ci diamo dentro dal punto di vista militare, e con un ruolo importante ma inespresso dell'Europa, che dal punto di vista economico è uno che ho segnato qui, è uno dei grandi centri, forse il più grande centro economico che attualmente è nel mondo, ma che non riesce a tradurre in relazione politica e questa sua mondiale, questa sua potenza. Bene, questo è lo schema. Ho chiuso, spero di essere stato nei tempi, 20 minuti di corsa, di non essere stato troppo rapido per la vostra comprensione. Grazie.